Osvaldo era un uomo dal cuore grande, un pastore che portava nel petto un fuoco ardente di amore per Dio e per la sua gente. Sin da bambino aveva respirato il profumo della fede, cresciuto in una famiglia nobile, ma il suo animo non cercava né ricchezze né onori. Aveva fame di verità, sete di giustizia. Il suo destino non era quello delle armi, ma quello del Vangelo. Il richiamo del sapere lo spinse lontano, oltre il mare, verso terre dove monaci custodivano la sapienza antica. In un monastero immerso nel verde, studiò, pregò, crebbe come uomo di Dio. Lì imparò che la Chiesa non è fatta di mura, ma di cuori che ardono come torce nella notte. Un giorno arrivò la notizia che l'amato zio, guida saggia e paterna, stava per lasciare questo mondo. Osvaldo non esitò, partì senza indugi, il cuore colmo di dolore e speranza. Tornò nella sua terra, non più come un giovane in cerca di risposte, ma come uomo pronto a donare la propria vita per il bene del suo popolo. Il re e il vescovo più potente del regno notarono la sua luce, la sua umiltà, la sua intelligenza. Videro in lui non un semplice monaco, ma un costruttore di anime, un pastore capace di guidare con dolcezza e fermezza. Così Osvaldo divenne vescovo e con la croce sul petto iniziò la sua missione. Non si accontentò di amministrare, voleva trasformare. Voleva che le chiese fossero luoghi di preghiera, non stanze fredde abitate da uomini pigri. Desiderava monaci dediti alla carità, alla cultura, alla musica. Sapeva che solo una fede viva poteva cambiare il cuore di un popolo. Un giorno decise di costruire un monastero, non un semplice rifugio per uomini consacrati, ma una scuola di santità, un faro per le generazioni future. Sulle rive di un fiume, in un luogo avvolto dalla nebbia del mattino, nacque la sua più grande opera. Quel monastero divenne un centro di cultura, un luogo di pace, una casa per chi cercava Dio. Accolse saggi venuti da lontano, uomini esperti nel calcolo delle stelle, nello studio delle scritture, nell'arte della musica sacra. I canti che si alzavano da quel luogo erano come onde di luce che si diffondevano per tutta la terra. Osvaldo non smise mai di servire i poveri. Amava sedersi in mezzo a loro, ascoltare le loro storie, lavare i loro piedi con mani tremanti d'emozione. Diceva sempre che chi serve gli ultimi serve Cristo stesso. Il suo amore non conosceva confini, la sua carità era senza misura. Il tempo passò e il suo corpo si fece stanco, ma il suo spirito rimase giovane. Una sera, mentre il vento soffiava dolcemente tra le mura della sua amata cattedrale, comprese che il momento dell'addio era vicino. Si inginocchiò, lavò i piedi ai poveri, li benedisse uno ad uno con occhi pieni di lacrime. Appena posò le mani sull'ultimo, il suo cuore si fermò. Un silenzio sacro avvolse la stanza. Qualcuno sussurrò che il cielo si era aperto, che gli angeli lo stavano accogliendo con canti di gloria. Fu così che Osvaldo lasciò questo mondo, nel gesto più semplice e più grande, servendo con amore. Il popolo pianse, il dolore si diffuse come un'onda che toccò ogni casa, ogni strada, ogni cuore. Donne interruppero il loro lavoro, mercanti chiusero le loro bancarelle. La città intera si fermò, come se il tempo stesso volesse onorare un uomo che aveva vissuto solo per dare. E ancora oggi, nel vento che attraversa le antiche chiese, nei canti che risuonano nelle abbazie, nel volto dei poveri che ricevono aiuto, si può sentire il respiro della sua anima. Osvaldo non è scomparso, vive nei cuori di chi ama, di chi dona, di chi serve.